Andiamo a prendere Proverbi, capitolo 4, versetto 14. Non entrare nel sentiero degli empi e non camminare per la via dei malvagi. Evitala, non passarvi. Allontanati da essa e va oltre, poiché essi non possono dormire se non hanno fatto del male. Il loro sonno svanisce se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza. Ma il sentiero dei giusti è come la luce dell'aurora, che risplende sempre più radiosa fino a giorno pieno. La via degli empi è come l'oscurità, essi non scorgono ciò che li fa cadere. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti. Non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il corpo. Amen. Vi potete sedere. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato della cecità e il titolo era Chi ti ha aperto gli occhi, perché abbiamo visto che il diavolo apre gli occhi e Gesù apre gli occhi. Dice il diavolo apre gli occhi. Se voi andate a leggere il brano di Genesi, Dio Padre dice ad Adamo ed Eva chi ti ha aperto gli occhi, non dice cosa ti ha aperto gli occhi, ma chi, dando la colpa direttamente o indirettamente al diavolo. Quindi il diavolo in un modo o nell'altro è riuscito ad aprire gli occhi alle tenebre, però non alla luce, perché Gesù è la luce del mondo e Gesù apre gli occhi verso la luce. Il Vangelo di Giovanni ce lo dice in tutti gli angoli e in tutte le pagine, in tutte le righe, che Cristo è la luce del mondo e solo Lui può dare la luce. Oggi voglio riprendere un pochino questo discorso, però non più su chi ti ha aperto gli occhi, perché siamo d'accordo che gli occhi ce li ha aperti Dio. Amen. Però vedremo come Dio apre gli occhi, ma lo stesso restiamo un pochino scemi di testa. Lo stesso possiamo avere gli occhi aperti da Dio e lo stesso possiamo cadere e farci male. Per cui ho preso questo brano perché mi interessava prendere solo questo versetto. Non si allontanino mai da te, mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore. Quindi parliamo del centro del cuore, di quello che c'è al centro del cuore, di quello che mettiamo al centro del nostro cuore. A tal proposito, in questi giorni mi è venuto fuori, casualità, un video sugli effetti ottici e di come gli effetti ottici certe volte ci possono ingannare e pur vedendo delle cose, in realtà quelle cose non ci sono, non li vediamo o le vediamo male. Un effetto ottico riguarda, ad esempio, Piazza San Pietro, città del Vaticano. Tralasciando quello che è a livello spirituale, a noi interessa a livello architettonico come è stato costruito e che cosa succede in mezzo a quella piazza. Voi dovete sapere che c'è questo colonnato enorme e ha 4 file di colonne. Ce l'avete presente? 4 file di colonne, sono 2 mezzi cerchi, uno a destra e uno a sinistra, sì. E ogni colonnato di questo ha 4 file di colonne. Il centro di questa piazza c'è l'obelisco, un obelisco egiziano. Va bene? Però in realtà non esiste un solo centro in quella piazza, ne esistono 3 di centri. C'è il centro dove c'è l'obelisco e poi ci sono altri 2 centri decentrati, ma che in realtà sono il centro dei due semicerchi che ci sono. Che succede? Che mentre voi è un'ipotesi, perché vi devo spiegare che cosa vuol dire vedere bene e vedere male. Vedere con gli occhi di Cristo e vedere con gli occhi nostri o gli occhi del mondo. Se voi vi fate una passeggiata in una metà della piazza, voi avete, ovunque voi girate lo sguardo, vedrete sempre 4 colonne in fila. Vedrete sempre le colonne, tutte le colonne, perché visivamente è stato costruito così. Ma se vi mettete al centro della piazza e ci sono dei punti segnati, c'è scritto questo è il centro della piazza. Appena voi vi mettete al centro della piazza, voi non vedrete più 4 colonne, ne vedete una sola, perché quella copre le altre 3 che sono dietro. Voi avete una visuale che non è più quella reale, ma è una che pure quella è reale, ma non vi rende più l'idea di quello che è veramente il monumento. Quindi che vi voglio dire? Che quando noi nasciamo al centro di questa piazza. Nasciamo, cresciamo e molte volte moriamo al centro di quella piazza.
Quando siamo noi al centro di quella piazza, siamo persone egocentriche, egoiste e vediamo solo una colonna, non vediamo bene le cose. Nel mondo dicono no, ma io ci vedo gli occhi aperti. Abbiamo detto che il diavolo apre gli occhi, amen? Siamo d'accordo? Ma li apre in una maniera sbagliata, dove al centro ci sei tu, non c'è Dio. Quando al centro perché il diavolo ti ha aperto gli occhi, mi ha detto tu diventerai uguale a Dio. E che cosa abbiamo fatto? Quando nasciamo abbiamo messo Dio da parte e ci siamo messi noi al centro. Questo fa sì che noi abbiamo sì gli occhi aperti, ma li abbiamo ingannati i nostri occhi, non sono reali. Noi vediamo, ma non vediamo come dovremmo vedere, vediamo come vede il diavolo, in maniera egocentrica. Lui è il centro e lui sa tutto. Quindi in questa parola Dio ci dice di mettere se stesso, la parola di Dio al centro. Perché quando noi mettiamo la parola di Dio al centro, quando noi mettiamo Gesù al centro, succede una cosa: non ci siamo noi. Ok? Quindi noi che quando siamo decentrati vediamo bene le cose perché c'è Cristo al centro. Non solo, ma noi in Cristo siamo anche al centro. Perché dove è Cristo siamo anche noi. Gesù che cosa ci dice? Io sono alla destra del Padre e anche voi siete alla destra del Padre. Quindi quando noi siamo in Cristo, noi siamo decentrati e non siamo al centro, quindi non siamo egocentrici, ma c'è Cristo al centro. E quindi vediamo con l'indicazione di Cristo. Cristo che è nel mezzo, siccome lui non è una persona, non è come il diavolo, lui è Dio, lui riesce a vedere non la prima colonna, ma oltre le 4 colonne, riesce a vedere molto più lontano, perché lui è Dio. Quindi quando noi ci togliamo da quel centro, noi vediamo le cose come le vede Dio. Abbiamo sempre gli stessi occhi, cambia il punto di vista. E il punto di vista giusto e corretto è quando noi mettiamo Cristo al centro. Ci siete? Amen? Quindi, qualsiasi cosa nella nostra vita diventa buono nella misura in cui c'è Gesù nel mezzo. Ecco perché noi dobbiamo mettere Cristo al centro, non perché ci ha girato in donno, ma perché la visuale che noi abbiamo di Lui migliora la nostra visuale. Noi vediamo meglio di come potremmo vedere messi là nel mezzo, perché noi non siamo dei, anche se siamo figli di Dio, ma non siamo dei, e non possiamo vedere oltre la prima colonna. Amen? Questo non è, e qualche volta anche spiritualmente noi facciamo la stessa cosa. Giobbe dice, Giobbe 15:31, non confidi nella vanità, ingannando se stesso, perché la vanità sarà la sua ricompensa. Allora, dice l'uomo non confidi nella sua vanità. Perché stiamo parlando di vanità? Perché al centro noi mettiamo le nostre vanità. Un'altra Bibbia traduce ingannando se stesso, un'altra traduce è un'illusione. È un'illusione, mi voglio fermare proprio qua, perché quando noi mettiamo avanti le nostre vanità, stiamo creando un'illusione visiva, spiritualmente parlando, e non vediamo più le cose come devono essere. Ok? Cioè noi le vediamo le cose, ma non le vediamo secondo Cristo, ma le vediamo secondo la nostra vanità. Quello che secondo noi è giusto, e diventa giusto, pensate un po', anche nei cieli, tra virgolette, perché noi vogliamo convincere Dio che quello che noi vediamo è giusto, perché serve a noi e serve anche per dare una buona testimonianza. Vabbè, ci pompiamo di questo, ma in realtà stiamo facendo qualcosa che non è corretto. E ora ci arriviamo piano piano. E vi voglio leggere 1 Samuele 17:42. Il Filisteo guardava attentamente e scorto Davide lo disprezzò perché era solo un giovane rossiccio e di bell'aspetto. Ora, Davide è l'immagine perfetta di quello che tutti guardano e nessuno calcola. L'abbiamo detto tante volte. Davide è quello che è strano. Tutti lo guardano e dicono: ma che sto che va a fare? Perché? Perché gli altri, sia Saul, perché Saul non era meno di
Golia. Saulo non aveva niente di meno di Golia, avevano gli stessi occhi, guardavano Davide con gli occhi sbagliati, da due prospettive diverse, ma due prospettive sbagliate. Tanto se Davide moriva, a nessuno importava niente. Chi ci perdeva? Nessuno. Solo Davide meschino ci perdeva. Ma Davide invece vedeva le cose secondo Dio, da una prospettiva spirituale. Perché? Perché Davide aveva il cuore, di la persona accanto a te, cuore, secondo Dio. E oggi parleremo di questo benedetto cuore, che è al centro del nostro cuore, non della nostra mente. Perché nella nostra mente abbiamo capito più o meno come muoverci, come fare, come parlare. Il problema spesso è il nostro cuore. Perché mentalmente Golia aveva le idee chiare di come eliminare Davide, mentalmente Saulo aveva le idee chiare di come sarebbe morto Davide, ma nel loro cuore c'era deserto totale. Mentre Davide aveva il cuore di Dio e sapeva in cuor suo che stava facendo la cosa giusta perché nessuno doveva offendere Dio e lui doveva andare avanti per amore del Signore, va bene? Lui ha preso 5 pietre, forse nella sua mente neanche sapeva ancora come doveva fare. Disse, va bene, prenderò le pietre, prenderò la spada, non lo so, va bene, ma tanto che mi interessa, io andrò per il Signore. Poi profeticamente ha fatto diverse cose, amen, gloria a Dio, ma non è che se le hai studiate prima, non ha iniziato a ragionare con la sua mente, è andato di cuore. Dì la persona accanto a te, cuore! Cuore! Amen. Matteo, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati dure d'orecchie e hanno chiuso gli occhi per non vedere, e per non ascoltare, e per non capire col cuore, e per non tornare da me, il Signore, e per non lasciarsi guidare da me. Ma siano benedetti i vostri occhi perché vedono, e le vostre orecchie perché odono. Gesù parla di questo benedetto cuore, perché quello che c'è nel tuo cuore ti fa sentire e vedere quello che vuoi tu. I farisei amavano la legge e la legge vedevano, e il loro cuore e le loro orecchie erano indurite, i loro occhi e le loro orecchie ascoltavano e guardavano solo quello che era nella legge. Però erano ciechi perché non vedevano che parlava di Gesù. Ma questo vale per qualsiasi cosa. Se nel centro del tuo cuore ci metti la famiglia, il lavoro, la politica, la moglie, i figli, tutte cose nobili, attenzione, che Davide è andato là, che già sapeva che era re. Davide è andato avanti di cuore, ma già sapeva che lui doveva diventare re, cioè che lui doveva diventare, tra virgolette, un grande politico. Già sapeva che doveva avere tante mogli, quindi che doveva avere una bella famiglia, con tanti figli. Tutte cose nobili. Il problema è che quando noi mettiamo al centro queste cose, il nostro sguardo non è più corretto. Noi vogliamo ascoltare da Dio e vogliamo vedere le cose da parte di Dio secondo quella prospettiva sbagliata, non corretta. Esagero? No, e ora ve lo dimostro. Continuiamo intanto con Efesi. Dio ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Quindi noi siamo al centro. Noi siamo al centro del cuore di Dio e il fatto che noi siamo nei luoghi celesti con Gesù ci pone già al centro. Ma se c'è Cristo Gesù noi siamo al centro. E quindi se c'è Cristo Gesù, se noi siamo in Cristo, tutta la nostra famiglia è al centro, tutto il nostro lavoro è al centro, tutto il nostro fare carriera è al centro. Ma nella misura in cui noi guardiamo a Gesù al centro. Perché noi possiamo vedere bene e vedere correttamente solo quando c'è Gesù al centro.
perché Lui ha la visuale perfetta. Quando noi diciamo Signore mettiti un poco di lato che mi ci devo mettere io al centro, va bene? Sempre noi ci vediamo, ma vediamo da un posto che non ci spetta, da una prospettiva sbagliata. Numeri, capitolo 22, versetto 10. E Balaam rispose a Dio: Balak, figlio di Zippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto ricopre la faccia della terra. Or vieni e maledicilo per me. Forse uscirò e batterò e potrò scacciarlo. Forse uscirò e batterò e potrò scacciarlo. Ah, riuscirò. Ecco, mi periodo. No, ma è scritto male qua. Forse riuscirò a batterlo e potrò scacciarlo. E Dio disse a Balaam: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo, perché esso è benedetto. Così Balaam si levò la mattina e disse ai principi di Balak: ritornate al vostro paese, perché l'Eterno mi ha rifiutato il permesso di venire da voi. Ora parliamo di un personaggio che ha sentito la voce di Dio, che non era lontano da Dio. Ok, stiamo parlando di un profeta di quelli numero uno, ha avuto delle rivelazioni pazzesche, ha detto che un principe sarebbe uscito da Israele e che avrebbe dominato il mondo. C'è stata una delle più grandi rivelazioni che un profeta potesse avere. Balak sapeva che questo popolo è uscito dall'Egitto, sapeva delle piaghe d'Egitto, sapeva che il mare era stato diviso, che erano passati all'asciutto e che Faraone e compagnia bella con tutto il suo esercito era morto e all'epoca era l'esercito più potente del mondo. No? Quando si presentano questi principi di Balak, ma lui ci aveva a dire: ma che volete da me? Voi pensate veramente che io possa maledire il popolo benedetto da Dio? Manco ci aveva a pensare. Perché Balak ci ha macinato sopra? Perché al centro del suo cuore non c'era Dio, non c'era la volontà di Dio. Lui non amava Dio, lui amava la ricchezza che portarono questi. Amava la ricchezza che questi uomini hanno portato. Quando hanno visto questa pompa magna, quando lui ha visto questa pompa magna, disse: oh, forse mi arricchisco. Ha fatto un tentativo con Dio, cosa che non doveva neanche fare, manco l'aveva pensate. Ecco che cosa vi dicevo prima, che quando noi abbiamo interessi diversi, quando nel nostro cuore non c'è Gesù al centro, ma c'è altro, noi preghiamo per i nostri interessi e non guardiamo bene come il Signore vuole che noi vediamo. Anzi, addirittura ci ribelliamo, diventiamo pazzi per quello che il Signore non ci vuole dare. E allora Balak ci dice: Signore, che devo fare? Balaam va dal Signore e ci dice: Signore, che devo fare? E il Signore che gli dice? Ma che sei pazzo? Non ci andare, rimandali a casa. Non si può maledire un popolo benedetto. Ok? E quindi, quando il Signore dice no, è no. Quando il Signore dice sì, è sì. Chiaro? Al centro del nostro cuore ci possono essere tante cose sbagliate e il problema è che noi dovremmo scordarcele per un po', perché così funziona. Se io me le scordo per un po', mi metto davanti al Signore e dico: Signore, ok, c'è questa situazione, che devo fare? Molti di noi sapete che cosa fanno? Aspettano che il Signore dica sì. Il Signore dice no, 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 ma siccome il Signore che cosa dice? Insisti nella preghiera, vieni davanti a me, ok, fino a quando il Signore ci dice sì. E allora, tutti contenti, dimentichiamo i 100 no e festeggiamo i sì del Signore. Così facciamo. Ma quello è un problema, perché non è così. Non puoi fare quello che Dio desidera se non hai lo stesso desiderio di Dio. Cioè, devi avere lo stesso desiderio di Dio. Quindi devi amare le cose che Dio ama.
E il popolo di Dio, Balaam, non amava il popolo di Dio, amava le ricchezze che ci porta Balak. Ecco perché siamo fuori, perché non amiamo le stesse cose che ama Dio. Se Dio ti dice non fumare, e quello è... tu ami la sigaretta, non stai facendo la volontà di Dio, tu te la fumi ma non te la stai fumando perché il Signore ti ha benedetto, tanto il Signore me lo fa fare. Sì, ma il Signore te lo fa fare, ma non è che ha detto che va bene. Sigaretta per dire qualsiasi cosa, anche il sesso. Se il Signore ti dice guarda che io amo la purezza, no, non ti può mettere quel primo che passa, quella prima che passa. Non va bene, non è così. Poi capita quello che capita, va bene, ci sta. Ma ora vi faccio vedere che molti guai noi ce li potremmo risparmiare se noi amassimo le cose che il Signore ama e odiassimo le cose che il Signore odia. Mi ha fatto venire in mente una cosa: odiare il peccato non significa solo mi metto là e odio quel peccato, perché la legge che Dio ci dà è buona, va bene, ma non va bene, perché la legge è qualcosa che tocca la mente, non tocca il cuore. Va bene? Sì, sono regole che io devo applicare, quindi le applico perché? Se faccio questa cosa me ne vai a un birno. Se faccio questa cosa chi ti si offende? Se faccio questa cosa mia moglie si arrabbia. Mentre qua il Signore ci sta dicendo un'altra cosa, di amare le cose che Dio ama, perché se io amo le cose che Dio ama, le cose sbagliate non le faccio. Non c'è legge. Non esiste più la legge, perché io faccio le cose perché al centro del mio cuore c'è Gesù. Che succede? Tra il versetto 13 e il versetto 19 gli amici di Balak se ne vanno, tornano da Balak e ci dicono guarda che quello non vuole maledire. Allora Balak che ci dice? No, aspetta, portate più soldi, più oro, più argento, andate, fategli vedere più ricchezza. Il diavolo fa questo, conosce i nostri punti deboli, conosce cosa c'è nel centro del nostro cuore e lì ci va a toccare, perché delle cose che noi non amiamo a prescindere non ci tocca. Dico, se io non amo fumare le sigarette, mi possono venire 50.000 cristiani con la sigaretta al sapore di menta, al sapore d'arancia, al sapore di sambuco, ma non mi interessa. Sa dove poter toccare la mia anima e mi tenta con quello. Ma se io amo Cristo, quello diventa qualcosa che evito, perché il primo versetto che dice, la prima parola che abbiamo letto che diceva vai oltre, allontanati da essa, va oltre. Cioè, quando tu sai che c'è una cosa che sei debole, scappa, vattene, punto, evitala. Se non sei ancora forte, la devi evitare. Quindi che succede? Al versetto 19, ora perciò vi prego, rimanete qui, quindi gli amici di Balak tornano con tutto st'oro, rimanete qui anche voi questa notte finché sa che altro l'Eterno ha da dirmi. Ok, quindi dice aspettate che questa notte vediamo se il Signore mi parla. E Dio venne di notte da Balaam e gli disse: se questi uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro, ma farai solo ciò che io ti dirò. Era quello che vi dicevo poco fa. Se il Signore ti dice no, è sempre intelligenza tua da cosa è sbagliata a prescindere. E no, è inutile che vai a pungere il Signore su una cosa sbagliata. Va bene, prendiamo l'esempio della sigaretta e dice Signore, ma io la sigaretta ne ho bisogno perché dimagrisco. E il Signore ti dice vabbè, fuma, che vuoi di me? Non è che ti può dire no. Va bene? Il Signore no, non te lo dice perché tu sei libero, c'è il libero arbitrio, ma sappi che quella cosa è al centro del tuo cuore. Tu non stai amando le cose del Signore, stai amando le cose tue. Balaam ci dimostra come l'ubbidienza può essere corrotta, è una finta obbedienza. Cioè fa finta di obbedire al Signore, mica ha obbedito. 22. Ma l'ira di Dio si accese contro... che succede? Che nel mentre lui, quindi Balaam, si mette sulla sua asinella e va. L'ira di Dio si accese perché egli era andato. Quindi l'ha fatta arrabbiare. Oh! L'ha fatta arrabbiare! E lo sapete che Balaam che dice, ma come mi dici tu? No, io ti avevo detto no. E noi tu venisci e dici, che dobbiamo fare, fai. E l'angelo dell'Eterno si pose sulla strada come
nemico contro di lui. Dì la persona accanto a te, nemico. L'angelo dell'Eterno si è messo come nemico. Sapete chi è l'angelo dell'Eterno? È Gesù. Quando noi ci mettiamo nemico, quando noi togliamo Gesù dal suo posto centrale, lo mettiamo da parte, diventa nostro nemico, tra virgolette, nel senso che non ci potrà mai venire incontro. Non lo farà mai quello che noi vogliamo che sia fatto. Il desiderio del nostro cuore non andranno mai a termine. Avremo sempre delusioni perché al centro, quel posticino che Gesù aveva non ce l'ha più, l'abbiamo messo di lato. E diventa come un nostro nemico. Non è il nostro nemico, grazie a Dio, come un nostro nemico. Or, egli cavalcava la sua asina e aveva con sé 2 servi. L'asina vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la sua spada sguainata in mano. Uscì dalla strada ed entrò nei campi. Balaam allora prese l'asina per farla ritornare sulla strada. Quando noi non amiamo le cose che Dio ama e amiamo le cose che Dio odia, noi usciamo di strada. Però qua c'è un altro messaggio, che l'asina voleva fare il suo bene, in questo caso uscire di strada voleva dire salvargli la vita. E siamo noi che vediamo che usciamo fuori strada e non sappiamo, interpretiamo quell'uscire fuori strada come il mio Signore mi vuole aiutare. E invece ti sta aiutando. Non ti vuole fare cadere nelle mani dell'angelo dell'Eterno. Perché aveva la spada a mano l'angelo dell'Eterno. Ma l'angelo dell'Eterno si fermò in uno stretto sentiero tra le vigne, che aveva un muro da una parte e un muro dall'altra. Quando l'asina vide l'angelo dell'Eterno, si strinse contro il muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro. Così Balaam la percorse di nuovo. Anche il Signore può permettere che ti fai male. Balaam si è fatto male il piede. Non pensate che è il diavolo sempre che si mette davanti e ci mette impedimenti. Dipende da come noi stiamo guardando le cose, con quale prospettiva stiamo guardando e quanto amore stiamo mettendo nelle cose del Signore. Se ci sono le cose del Signore al centro, puoi stare tranquillo che se hai un impedimento è il diavolo. Ma se tu hai messo al centro del tuo cuore tutt'altro, l'impedimento te lo mette Dio. E ti mette anche l'asino, tra virgolette, quello che tu consideri la persona più inutile della tua vita, che ti mette accanto quest'asino e ti dice: vedi che stai sbagliando, vedi che la strada non è giusta, vedi che davanti a te c'è un impedimento, vedi che il Signore non vuole. Ora Balaam vedeva davanti a sé il bottino, non poteva vedere mai l'angelo dell'Eterno. L'asino dell'oro e dell'argento non aveva che farsene. Le persone che accanto a noi vedono meglio e hanno la prospettiva diversa da come ce l'abbiamo noi fissata sulle cose e ci avvisano, quella è la voce di Dio. L'asina è diventata la voce di Dio. Versetto 27. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si accovacciò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese e percorse di nuovo l'asina col bastone. Allora l'Eterno aperse la bocca dell'asina, che disse a Balaam: che ti ho fatto per percuotermi in questo modo ben 3 volte? E Balaam rispose all'asina: perché ti sei buttato su di me? Se avessi una spada in mano, ora ti ammazzerei. Vedete come il suo giudizio in realtà è il giudizio di Dio. Perché ora lo vedete. L'asina disse a Balaam: non sono forse la tua asina sulla quale hai sempre cavalcato fino a quest'oggi? Sono forse abituata a comportarmi così con te? Egli rispose: no. Allora l'Eterno aprì gli occhi di Balaam ed egli vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, e Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. Balaam, grazie a Dio che ha aperto gli occhi, ma guardate che non ha aperto gli occhi. Ha aperto gli occhi, ma non ha aperto gli occhi, perché ha aperto gli occhi e ha visto l'angelo dell'Eterno. Ma in realtà poi Balaam muore. Io non so se voi sapete la storia di Balaam, ma continua nella sua opera di distruzione di Israele
e muore di una brutta morte, muore ammazzato. Perché Balaam ancora continuava avere la visione sui soldi, non sull'angelo dell'Eterno. Anzi, l'angelo dell'Eterno, dopo le profezie che aveva fatto, se l'era dimenticato. Balaam è quello che apre gli occhi della mente, ma ancora nel cuore c'è il tesoro di Balak. La spada che lui voleva per l'asina era preparata per lui. Guardate che dice poi: l'angelo dell'Eterno gli disse: perché hai percorso la tua asina ben 3 volte? Ecco, io sono uscito come un tuo nemico, perché la via che batti è contraria al mio volere. Cosa c'è al centro del tuo cuore? C'è Cristo al centro del tuo cuore, c'è di fare la sua volontà, c'è di portare il messaggio del Vangelo. Ma il centro del cuore, sapete che cosa vuol dire? Amare. Io devo amare il Signore, incondizionatamente. Se io amo mia moglie, per me non è complicato resistere alle altre. Io dicevo questo l'altro giorno a lei, ma neanche ci tentano. Perché io non ho interesse, manco minimo. Nessuno può dire forse ci sta provando con me, perché nel mio cuore non c'è. Quindi gli altri non possono interpretare in me qualcosa che non c'è. Perché io la amo e questo amore semplicemente mi fa seguire la regola. Se io vivessi della regola, prima o poi infrangerei la regola, ma non c'è regola, c'è amore. Io la amo e vado avanti per quell'amore. Se io amo Cristo, vado avanti per Cristo, tutto il resto diventa obsoleto, inutile, cioè non ho paura. Balaam non amava Dio e Balaam l'ha conosciuto Dio, l'ha visto, ha visto l'angelo dell'Eterno, cioè noi vedremo Gesù quando moriremo, lui l'ha visto mentre era vivo. E il suo cuore è attaccato al denaro. Giuda ha visto Gesù, anzi vi dirò di più, Giuda ha fatto pure miracoli. Noi qua dentro forse un miracolo lo vediamo uno ogni 10 anni. Speriamo di no. Almeno uno ogni giorno. Almeno ogni giorno. Ma Giuda ne vedeva 20, 30, 50, 500 al giorno. Ma si può essere così scemi? Ma Giuda aveva la mente aperta su Cristo, era il cuore chiuso. Non lo amava Gesù. Vedeva Gesù e vedeva ricchezza, vedeva notorietà, vedeva avanzamento di carriera, non vedeva Cristo, non vedeva morire in Cristo. Gesù non era al centro del suo cuore. E quindi l'asina gli ha salvato la vita. Che l'angelo dell'Eterno la deve ammazzare. La spada non era per l'asina, era per lui. Questo vuol dire che certe volte il Signore anche ci dà tempo. L'asina è immagine di ti do tempo, rifletti. Ti faceste male, ti do tempo, rifletti. Sei uscito fuori strada, rifletti perché sei uscito fuori strada, pensaci. L'asina è caduta su di te, ti ha interrotto il tuo cammino. Prima di dire colpa dell'asina, pensa a cosa stai facendo tu. Rifletti. Se c'è un impedimento davanti a te, fermati tu, non andare avanti, non rischiare di prendere una strada contraria al volere di Dio e poi ti fai male. Il Signore vuole il bene per me, sicuramente, finché resti nella via dell'amore di Cristo. Non parliamo di legge, di obbedienza. Mettiamo da parte un attimino l'obbedienza, perché l'obbedienza senza amore è buono. Meglio essere obbedienti senza amore che non essere obbedienti per niente. Va bene? Almeno qua. Ma noi dobbiamo andare oltre e passare dalla legge all'amore. Ci siete? Stai attento. Se ci sono impedimenti davanti a te, fermati e pensa. Mettiti in ginocchio davanti al Signore prima che l'asina si metta in ginocchio sopra di te. E chiedi, Signore, questa cosa giusta è. Cerca di avere un cuore aperto per sentire la voce di Dio come Dio comanda.
non per sentire la voce di Dio come tu vorresti che sia. Non fare lo stesso sbaglio di Balaam. Amen? Amen. Non siete tutti convinti, però. Un'altra persona che era cieca è 2 Re 6,14. Così il re mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì, ed ecco la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: «Cosa faremo, signore mio?» Egli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Poi Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere». L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questo vide. Ed ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco, tutto intorno ad Eliseo. C'era questo re che minacciava Eliseo, che lo doveva togliere di mezzo. Eliseo era di che educa l'acqua me vagna e lo vinto mi asciuga, perché nella sua vita c'era Dio. Al centro della sua vita c'era Dio. Lui era pronto anche a morire per questo. A differenza di Balaam, lui era un vero profeta. Lui vedeva le cose come le vedeva Dio e le vedeva in maniera chiara. Però Balaam non aveva Dio al centro della sua vita, non amava Dio. Eliseo amava Dio. E quindi questo giovane non vede quello che vede Eliseo. Perché? Perché prima di tutto non amava Dio. Per mezzo della preghiera di Eliseo lui vede, ma continua a non amare Dio. Non pensate che, perché come vi ho detto poco fa, il servo di Eliseo, Balaam, Giuda, Davide, erano tutte persone che avevano gli occhi aperti da Dio, ma alcuni di loro vedevano con degli occhi carnali, altri vedevano con gli occhi dell'amore. Chi glieli ha aperti gli occhi al servo di Eliseo? Dio. Gli ha fatto vedere le cose spirituali. Non è che ha visto cose carnali, ha visto le cose carnali prima e le cose spirituali dopo. Ma questo servo aveva nel suo cuore una sola cosa: arricchirsi. Farsi una bella casa, farsi una bella famiglia, non lavorare per niente. Va bene, perché poi ci sono la storia di questo uomo, ci viene raccontata che gli portano ricchezze, prosperità, Eliseo le rifiuta, ma lui invece gli corre dietro che vuole tutte quelle ricchezze e se le piglia puro, e quello ha e quello si trova, perché quello amava e per quello è morto. Dove è il tuo cuore, là c'è la tua casa. Eppure non gli mancava niente, mica lavorava. Eliseo era nella pace, tranquillo, perché sapeva che Dio era con lui, perché amava le cose di Dio. Devi guardare quello che ama Dio e odiare quello che odia Dio. Quando tu hai la giusta visione delle cose, la giusta visione ce l'hai solo quando Gesù è al centro del tuo cuore, quando tu ami il Signore, allora anche le tue parole sono spontanee, tu sai quello che devi dire, perché ami. Io lo so quello che devo dire su mia moglie. Io non ho bisogno di inventarmi storie, perché amo. Quando amiamo il Signore non abbiamo bisogno di altro. Dice però non ho figli. Non è un problema tuo, devi amare il Signore. Io vi posso testimoniare questo, figli non ne abbiamo. Ma questo non mi fa amare il Signore di meno. Forse un tempo. Va bene, però capisco che va bene. Un giorno morirò, mica mi porterò i figli dietro. La mia vita non è per questa terra. Ho un sogno maritata. Va bene, attendi, non ti preoccupare. Ma non mettere né figli né matrimonio al centro della tua vita, nel mezzo del tuo cuore. Se no tu non vedrai le cose come le devi vedere. Più che ti inquini, vedi in maniera sbagliata, da una prospettiva sbagliata. Non ho lavoro, va bene, ma intanto guarda il Signore. Devi trovare la tua soddisfazione in Cristo.
la tua gratificazione in Cristo. Io che non ho figli posso dire che trovo la mia gratificazione in mia moglie e mia moglie la trova in me. Va bene, colmiamo quel vuoto che manca con i figli, perché sempre Cristo ci deve essere al centro, è Cristo che poi risolve la situazione. Amen. Ama le cose che il Signore ama e odia le cose che il Signore odia. Amen. Signore, ti ringraziamo per questo giorno, grazie per la parola che ci hai dato. Vogliamo esprimere, Signore, tutto il nostro affetto e il nostro amore verso di te. Vogliamo, Signore, liberarci da ogni cosa che nel nostro cuore non ci fa vedere le cose giuste. Signore, noi vogliamo mettere dentro di noi, nel nostro petto, Signore, nel profondo di questo piccolo cuore, tutta l'infinità e l'eternità della tua presenza. Vieni Spirito Santo dentro di noi, vieni a parlarci, a rivelarti, a riempirci di te. Vieni, Signore, Dio del cielo e della terra, prendi il centro del nostro cuore e fallo tuo, Signore. Vogliamo dedicare, Signore, questo trono nel centro del nostro cuore. Vogliamo che tu domini nella nostra vita e noi vogliamo guardare a te. Vogliamo guardare, Signore, a te che domini nella nostra vita, ma non vogliamo guardare a te come il giudice al centro che deve giudicare ogni cosa che noi facciamo. Noi vogliamo guardare a te con amore, consapevoli del fatto che tu sei morto per noi, sei morto per liberare la nostra vita, sei morto e sei risorto affinché noi potessimo morire in te e risorgere in te. Ottenere quello che il diavolo ci ha rubato, avere dal cielo tutto quello che il diavolo aveva trattenuto per sé. Vogliamo guardarti consapevoli che tu ci ami, che non sei lì per giudicarci. Tu ci ami e sei pronto ancora ad impedire il nostro cammino sbagliato. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù, vieni, liberaci da ogni cosa che diventa in noi una fissazione, diventa in noi un idolo. Qualsiasi cosa, Signore. Qualsiasi cosa ha preso il tuo posto in questo momento, noi la deponiamo davanti a te. Non vogliamo amare queste cose come idoli, Signore, come cose importanti nella nostra vita. Qualsiasi cosa sia, Signore. La famiglia, i figli, il marito, la moglie, la politica, il lavoro, il peccato, perché amiamo anche il peccato certe volte. E noi cadiamo sempre nello stesso peccato perché in realtà ci piace. Il cibo, Signore. Vogliamo togliere tutte queste cose dal centro del nostro cuore e vogliamo mettere te al centro. Vogliamo sgridare il diavolo e dirgli che se ne deve andare dalla nostra vita, che non può portarci avanti sempre le stesse tentazioni, sempre gli stessi problemi, sempre le stesse tiritere mentali. Nel nome di Gesù noi vogliamo vedere la tua gloria manifestarsi dentro di noi, Signore, la tua gloria manifestarsi nella nostra vita. Vogliamo iniziare, Signore, a vedere le cose dal punto di vista giusto, dalla giusta visione celeste, Signore, non soltanto con la mente, con gli occhi della mente aperta, ma col cuore, Signore. Vogliamo giudicare le cose col cuore, vogliamo vederle col cuore, non vogliamo fare la fine di Balak. Non vogliamo fare la fine di Balaam, come non vogliamo fare la fine del servo di Eliseo. Non vogliamo fare la fine di Saul, Signore. Non vogliamo fare la fine di Golia. Vogliamo guardare a te, Signore. E vogliamo mettere te al centro. Perché sappiamo che ogni cosa diventa benedizione nella nostra vita quando tu sei al centro. Tu arricchisci la nostra vita. Tu riempi la nostra vita, tu dai soddisfazione alla nostra vita e quando questo non avviene è perché noi desideriamo altro. Quando noi non troviamo soddisfazione in te è perché noi desideriamo altro, abbiamo fame e sete di altro e il nostro cuore desidera cose che sono altre cose, che possono essere anche cose lecite, Signore, non per forza come Balan o come il servo di Elia dobbiamo desiderare le cose cattive. Possiamo anche desiderare le cose buone, ma queste cose buone non possono e non devono prendere mai il centro della posizione. Nel nome di Gesù, Signore, parla alle nostre vite, trasformaci.
Fa, Signore, che noi amiamo le cose che tu ami e metti odio, Signore, nelle cose che tu odi. Amen. Sì, Padre, nel nome di Gesù. Trasforma, Signore, i nostri sentimenti. Trasforma, Signore, il sentimento che noi abbiamo verso di te. Trasforma il nostro sentimento verso le cose. Trasformaci, Signore. Nel nome di Gesù intervieni con potenza. Non vogliamo solo avere gli occhi aperti e vedere le cose come le vedi tu, ma vogliamo avere gli occhi aperti e vederle con l'amore con cui tu le vedi. Amen. Nel nome di Gesù, Signore, Alleluia. scendi su di noi, ora in questo momento. Apri, Signore, i nostri occhi ora, Padre, nel nome di Gesù. Aprili, Signore, nel nome di Gesù. Aprili gli occhi della nostra mente, Signore, ma con tutto il cuore, Signore, affinché possiamo amare le cose come le vedi tu e odiare le cose che tu odi, Signore, con i tuoi occhi. Vogliamo avere i tuoi occhi nella mente e nel cuore come li aveva Eliseo, come li aveva Davide, Padre, nel nome di Gesù, come li aveva l'asina. O Shadana Kera Yesna Sera Malalaki. O Diasheva Yesla Sara Herandesna Kera Maya. Isadara Kera Yeshivi Diasna Sara Malalakara Yesna. O Riasheva Yesna Sena Kera Raye. Adoriamo il Signore. Adorare il Signore significa metterlo al centro, farlo l'oggetto del nostro pensiero, fare di Lui il centro dei nostri desideri. Adorare significa tu sei tutto, tu sei al di sopra, tu sei al di sotto, tu sei ogni cosa per noi. Noi ti adoriamo, Signore. Tu sei al centro della nostra vita. In questo momento noi ti dichiariamo il centro della nostra vita, il centro del nostro cuore. Tu sei lì, Signore, nel centro, e domini con amore e giustizia, con pace. Alleluia, gloria a te, Signore, benedetto in eterno. Santo, Signore, sei degno. Orina kera yasheva da yasna sarara kirama. Indala rakera yasheva yasna serele rakeye. Ini yashadara alla rakera yasna ye. Chiudi gli occhi e guarda al centro del tuo cuore. Chiudi gli occhi, veramente. Guarda il tuo cuore e guarda al centro cosa c'è in questo momento. Fai un'analisi di coscienza da solo. Guarda cosa c'è al centro. Sii onesto con te stesso e sii onesto con Dio. Nessuno ti giudicherà per questo. Guarda nella profondità della tua anima, guarda cosa c'è al centro del tuo cuore in questo momento. E in questo momento toglila dal centro. Toglila da quel centro che hai creato per questa cosa, per questa persona, per questo peccato, per questa circostanza. Metti Gesù al centro. Metti Gesù al centro del tuo cuore. Gloria a te, Signore Santo, sei degno di lode e di gloria. Benedetto sei in eterno, Signore. Alleluia, grazie Gesù, amen.